ovunque loro reprimevano qualsiasi protesta contro la Repubblica Islamica. Sto parlando già dall'inizio di questo regime. Mio fratello, un anno più piccolo di me, a 23 anni, è stato ucciso. È un susseguirsi di storie e testimonianze che parlano il farsi, lingua ufficiale dell'Iran. A Farsetti l'incontro con alcune associazioni iraniane presenti a Venezia per parlare della repressione in atto e sostenere la popolazione. Tra loro anche molti studenti. Sentire notizie di violenze, arresti, repressione ha un forte impatto psicologico sugli studenti. Il Comune di Venezia lancia così un messaggio di solidarietà e di pace, accendendo il riflettore su ciò che stanno vivendo i popoli iraniano e curdo, annunciando una prossima manifestazione che vedrà Venezia accanto agli uomini e alle donne iraniane presenti in città. Tutto è nato, ricordo, col movimento Donna, Vita, Libertà. Il Comune di Venezia è sempre stato al loro fianco. Questo momento pubblico è propedeutico a una manifestazione pubblica più grande che faremo sempre in collaborazione con tutti loro. È uno dei peggiori regimi della storia dell'umanità e che va in qualche modo contrastato urgentemente proprio in questi giorni in cui il regime sta mostrando la sua faccia peggiore. È il tempo della de-escalation, è il tempo della solidarietà, una posizione per la libertà, per l'autonomia delle persone, per una voce finalmente libera dell'Iran, ma soprattutto per un intervento affinché si smetta di uccidere tutte queste donne e tutti questi giovani ragazzi che sono alla base di questa grande rivoluzione. E la rivoluzione grida donna, vita, libertà. Woman, life, freedom, zan, zendegi, azadi. Donna, vita, libertà. Donna, vita,